Rieccoci cari telespettatori, insieme parliamo ancora di anziani, di molto anziani, di prospettive di vita che spostano l'asticella sempre più in là. Lo sappiamo, i pluricentenari ce ne sono, per fortuna ce ne sono anche tanti e molti stanno anche abbastanza bene, sono anche lucidi, ma come si arriva a questa età così longeva? Quali sono le possibilità, le opportunità? Cosa devono fare anche le istituzioni del territorio per agevolare le famiglie, le persone che arrivano ad età importanti? Cosa si fa concretamente poi invece a livello di assistenza pubblica, privato, pubblico, sociale? Insomma, ne parliamo insieme perché si è svolta una festa emblematica, anche molto molto bella, coinvolgente, in una struttura, ma si svolge in più strutture dell'OIC, Fondazione OIC, in modo particolare a Padova, al Nazareth di Padova, ma è l'occasione per fare delle riflessioni. Allora, per parlare di questo abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Vincenzo Gottardo, vicepresidente della provincia di Padova. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per non l'invito. Ancora pluricentenario, ma ha deciso che vorrà mettere anche la bandierina. E poi abbiamo il piacere di riavere qui con noi Fabio Toso, direttore generale Fondazione OIC Onlus. Grazie di essere qui con noi, che avete organizzato una di queste feste, perché sono sempre, per fortuna ce ne sono, ma volete raggiungere un bellissimo Guinness dei primati. Vicepresidente nazionale UNEBA, presidente regionale sempre UNEBA, quindi delle strutture di case di riposo, per semplicizzare, che sono partecipazione pubblica, privata e partecipazione pubblica Poi spiego. Esatto, di caratura religiosa, insomma, per intendere, comunque spiegherà meglio. Cominciamo con le istituzioni, col vicepresidente della provincia. Ha partecipato tra l'altro a questo evento, a questa bella festa. Che impressione ha avuto? La festa e che cosa è stata? Come si è presentata dal di fuori? La festa è stata una bellissima occasione di vivere la comunità. La cosa che più mi è piaciuta di questa festa è che ha un profondo significato, è la scelta di avere festeggiato questi centenari insieme a tutti gli ospiti della casa fuori nel quartiere, e quando ho ricevuto l'invito dal direttore mi disse la facciamo fuori in strada. Io ero convinto nel giardino prospiciente la strada, invece concretamente la strada è stata chiusa e gli ospiti sono stati accolti proprio in strada, quindi all'interno del quartiere, per mandare il messaggio che queste persone a noi care sono parti integranti della nostra comunità, sono parti integranti della nostra vita, non soltanto perché lì affondano le nostre radici, ma perché ancora oggi abbiamo il dovere di vederle, di ascoltarle e di vivere con loro, e questo è un appello che facciamo soprattutto alle istituzioni, perché si rendano conto che gli anziani sono un patrimonio da salvaguardare, un patrimonio da proteggere, un patrimonio da rispettare. E quindi il fatto di averli portati in strada è un bellissimo messaggio anche di attenzione verso di loro e di apertura di un dialogo con il quartiere, con la comunità, con le istituzioni, con quanti sono venuti appunto a festeggiarli. Dopo entreremo nel merito specifico appunto della valenza, anche che non è solo simbolica. Restando alla festa, visto che stiamo vedendo anche delle belle immagini, una grande partecipazione, direttore, dietro le quinte. Allora, quanti sono stati i pluricentenari premiati, chi avete coinvolto, come avete organizzato? Perché poi diciamo merito anche tanto di tutto il personale che si è sentito parte integrante come di una grande famiglia, ma ci ha messo anche l'anima e il cuore. Ma allora c'è da dire che alla Fondazione Opera Immacolata Concezione l'idea di promuovere i centenari nasce fondando un club nel 2008, quindi stiamo parlando di 15 anni fa, dove la festa di centenari era il centenario. Ce n'era uno. E quindi ce n'era uno e quindi c'era l'entusiasmo, eccetera. Man mano che passavano gli anni abbiamo cominciato a pensare a tutti i centenari che erano presso le nostre residenze nel Veneto, abbiamo cominciato a festeggiare i 10 centenari. Abbiamo cominciato poi nella residenza lì al Nazareth, ancora proprio nel 2017, a dire no, ma perché questa festa non la condividiamo, visto che sappiamo che in ogni comune quando un centenario compie gli anni il sindaco va a fare gli auguri, quindi sì. ho detto facciamo in modo che sia un qualche cosa che coinvolge la comunità del quartiere, e quindi siamo sostanzialmente scesi in piazza, in strada, abbiamo fatto diventare la strada una piazza per cominciare a far capire che
mettendo al centro la longevità all'anziano, la comunità si ricostituisce, si ricostruisce, si sente più unita. E questo messaggio lo dava anche la speranza, perché, come dicevo, un centenario, 2 centenari, 3 centenari, ce n'erano presenti, ce n'erano 6 presenti, poi ce n'erano altri 4 del quartiere che avevano aderito, che poi all'ultimo momento non sono venuti, ma io so perché non sono venuti e perché invece i nostri sono venuti, perché i nostri si sentono tutelati, accompagnati, stimolati, coinvolti. Invece chi sta a casa, benissimo che stia a casa sua, per carità, ma il concetto di partecipare a una festa a 100 anni è un po' più difficile, quindi confidiamo che l'entusiasmo dei nostri centenari e del nostro personale nei prossimi anni sappia anche veramente andare a prendere a casa, non per portarli in residenza, ma per portarli in piazza a festeggiare con gli altri, a fare la festa tutti insieme, perché poi tutto il quartiere lo sa, lo conosce, è coinvolta. Abbiamo coinvolto per esempio anche l'attività del quartiere, la torta fatta dalla pasticceria Estense è una pasticceria del quartiere, quindi non è secondario il fatto che proprio il quartiere partecipi a questa attività. Quindi ecco, il centenario, il protagonista di una comunità che si ritrova. Ecco, tra l'altro voi avete fatto anche bellissimi collegamenti con le altre vostre strutture, perché ne avete, tutto sono 13 in Veneto, quindi sì, non è poca cosa, dove ci sono altrettante persone anziane e centenari. Abbiamo voluto fare proprio un collegamento con tutte le residenze dove c'era un centenario con un educatore che ha voluto salutare i colleghi, perché stiamo parlando ormai di colleghi, perché in tutta la fondazione abbiamo circa una 50ina di centenari. 50? Che sono un numero importante. Cioè, tanto più di che centenari, perché arriva fino a 108 108, anni. diciamo che abbiamo la nostra presidente onoraria del club, che è una signora molto simpatica, che ha 108 anni, e devo dire che è un esempio veramente di vitalità, questa signora, e devo dire che dalla sua bocca mai negli ultimi anni è venuta fuori una frase del tipo chissà se ci sarà l'anno prossimo. Assolutamente, è proprio convinta testimone della sua longevità, e quindi è un po' uno stimolo, un esempio anche per gli altri centenari. Li abbiamo collegati proprio, fra l'altro c'è da dire che i centenari collegati in videoconferenza sembra una cosa strana, però si sono trovati benissimo, sì, anzi sì, ci sono stati anche dei momenti simpatici, delle risate, dei loro commenti, delle loro proposte. C'è stato anche un centenario, un uomo di 103 anni che ha interloquito col presentatore perché si vedeva che non lo vedeva in faccia. Voleva farsi sentire, insomma, ecco, quindi stiamo parlando di persone che sono ben consapevoli dell'importanza della loro presenza, della loro testimonianza nei confronti della comunità, ma anche nei confronti degli altri anziani che sono presenti, che quindi vedendo questi centenari così attivi capiscono che la comunità dà il senso del sostegno ai momenti che possono esserci di fragilità, perché quelli li superiamo se abbiamo qualcuno vicino a noi. Assolutamente. Dopo parleremo anche dei segreti per arrivare a quest'età, perché il direttore ha anche un decalogo molto molto interessante, ma dovete seguirci perché così arriviamo anche a questo e dovete prendere nota. Presidente, la comunità che sta attorno a queste persone, non solo se si trovano in strutture aperte e molto attive, perché bisogna dire che purtroppo non tutte le strutture, ben lo sai come Presidente tra l'altro, riescono ad organizzare questo, ma anche a chi sta a casa, che ci sta a casa convinto, vuole stare a casa, però c'è il problema della solitudine. La solitudine è una piaga pazzesca. Ed è quello che fa morire dentro la persona, la famiglia che deve assistere, insomma con tutti i problemi che lei conosce benissimo, perché tra l'altro si occupa anche di questo da tempo. Certo, con l'avanzare dell'età ovviamente le persone affinano determinati sentimenti, determinate anche caratteristiche, le abbiamo ben viste nei centenari che abbiamo salutato alla Nazareth, però ovviamente subentrano anche altre questioni molto legate alla loro condizione, sicuramente la solitudine, che deriva non necessariamente da una cattiva conduzione dei rapporti di relazione all'interno della famiglia, perché ovviamente poi le famiglie hanno tutti i loro percorsi, hanno tutte le loro priorità,
e questi anziani che vivono da soli, che si trovano ad affrontare la vita, l'ultima parte della loro vita da soli, rischiano concretamente di essere in solitudine e quindi di spegnersi interiormente. Ecco, un grandissimo pregio che hanno queste case e che poi tendo anche a sottolineare il fatto che molte questioni salgono alla cronaca per brutte cose che capitano nelle case di riposo, ma molto meno invece saltano agli onori della cronaca per le tante belle cose che capitano all'interno delle case di riposo. Sicuramente si parla sempre di quelle che non funzionano e non per una delle che non cose. funziona ce ne sono 50 che funzionano, e di queste 50 ce ne sono 40 che funzionano benissimo, e quel giorno che la Nazareth ha spalancato le porte a tutti noi, ma d'altronde penso che insomma tutti i giorni le porte siano spalancate, abbiamo potuto toccare con mano, perché lo spirito di quei centenari, io non ho sentito uno lamentarsi e dire ho un dolore, ho male alla testa, non so cosa mi succede domani, non so cosa mangiare, cioè le loro espressioni erano tutte espressioni di felicità, di benessere, di una condizione ottimale, quindi vuol dire che la loro vita ha un livello di piacere e di soddisfazione che è elevatissimo. Purtroppo per chi vive da solo invece scatta molto spesso quel sentimento insomma, di rabbia, di rancore, di tristezza, di malinconia che deriva dal fatto di essere soli. E le istituzioni hanno una grandissima responsabilità di accorgersi di queste persone, perché è vero che le famiglie, i figli non devono abbandonare i genitori, questo è un dogma che è da sempre, però anche le istituzioni devono avere un grandissimo senso del dovere, del rispetto verso queste persone, per cui le pubbliche amministrazioni, i servizi sociali devono sempre accorgersi di queste persone che vivono nelle comunità e avere un occhio di riguardo. Sicuramente la scuola è la priorità, sicuramente l'infanzia è una priorità, sicuramente l'educazione in età evolutiva è importantissima, ma accorgersi di queste persone, sapere che ci sono, che aumentano sempre di più, perché grazie a Dio la qualità della vita è migliorata e quindi la vita di queste persone è sempre più lunga, ecco, non possiamo dimenticarci di loro. C'è un altro aspetto che tra l'altro esiste, cioè che sempre più persone non hanno tanti figli. Mi ha colpito, parlavo con una persona che ha 80 anni, che va a trovare la madre che è centenaria e che mi diceva io lo faccio volentieri perché sono pensionato, quindi un ottantenne che va a trovare una centenaria, ci rendiamo conto, però chi verrà a trovare me? Ecco. E questa è una riflessione che dice, sia che tu sia in una struttura e che possa permetterti di essercelo, dopo qua sentiremo anche il direttore, ma anche ancor più se tu sei a casa e non hai chi si può occupare di te. Certo. Questo è un problema con le pensioni future della generazione dei famosi sessantenni, no? Che sono i baby boomers, i famosi baby boomers che faranno saltare tutto, c'è da preoccuparsi. Certo, c'è da preoccuparsi e a tal proposito mi sento di aprire una questione che è molto importante. Le istituzioni hanno il dovere, come abbiamo detto fino adesso, di vedere queste persone, hanno il dovere di seguirle, ma ci tengo a precisare che il mondo dell'associazionismo, il mondo del volontariato arriva ben oltre dove le istituzioni riescono ad arrivare. È sempre volontariato, purtroppo, che non c'è in tutta Italia in questi termini, siamo fortunati, però c'è volontariato, importante volontariato da questo punto di vista, direttore. Allora, il volontariato ha questa funzione, quello di dire la comunità nelle sue parti più sensibili si fa toccare da queste necessità, da queste voglia di esserci, di essere presente, perché come diceva giustamente lei, la solitudine è il pericolo più grosso, quindi costruire reti di relazioni è la priorità, perché il futuro ci dice che noi potremo essere da una parte nelle situazioni di bisogno, di essere quindi in una relazione, dall'altra parte poter dare relazione, e questo è come dire, ci sono ricerche, anche ricerche della Fondazione Zancan, che dimostra che è molto più importante sentirsi utili agli altri per poter, come dire, non arrivare a quel momento difficile di solitudine, perché quando tu cominci a essere protagonista, quindi fare volontariato, tu sei utile agli altri e sei molto utile a te stesso e a costituire una rete di relazione dove ognuno che fa un piccolo passo verso l'altro
lo avvicina e mantiene questa rete. Infatti, tra l'altro voi avete delle persone che lavorano, però avete anche volontari, questo è bellissimo. Perché, e guardi, fra l'altro la cosa simpatica, soprattutto lì a Nazareth, è che moltissimi, devo dire, dipendenti che hanno lavorato alla fondazione, una volta che hanno, come dire, vissuto il riposo o altri interessi, eccetera, capita che vengono a fare i volontari e spesso vengono a trovare anche quelle persone che avevano conosciuto durante il loro lavoro, ma soprattutto sanno che quando vengono danno una gioia e ricevono gioia, danno relazione e ricevono relazione, si sentono utili, ma soprattutto fanno, come ho detto prima, un nodo della rete, perché i volontari ovviamente non hanno nessuna funzione operativa di assistenza, non hanno nemmeno la funzione di animare, ma hanno la funzione di essere con loro e far sentire che l'anziano in residenza è come dire, una persona che attrae le risorse migliori che vogliono donare, perché donare all'altro è la cosa migliore che fa ricchi noi stessi. Assolutamente. Poi chiedere, prima parlando appunto delle differenze tra chi sta a casa, quindi ha un'assistenza, chi dopo deve entrare in una struttura o sceglie anche di entrare, perché attenzione, ci sono poi gli autosufficienti che fanno una scelta consapevole. Com'è l'approccio, l'ingresso e come avviene superare anche questo scoglio? Perché hanno parlato con più persone e chi non ha fatto questa esperienza o l'ha fatta magari in un senso così positivo, c'è un gradino importante. Dopo sentiamo anche cosa ne pensa il Presidente. Ma sicuramente sradicarsi dalle proprie abitudini, dai propri spazi, dalle proprie cose è sempre una cosa difficile, perché è anche un passaggio. Però la riflessione che ne viene subito è: qual è il mio bisogno? Il mio bisogno è quello di essere seguito, quello di vivere in un ambiente di relazione, quello di essere stimolato, e quindi ecco, queste sono cose che si notano subito. Ecco, diciamo che il primo approccio quando si entra in una realtà si vede subito la vivacità della realtà. Ecco, quindi la prima cosa non è la tua stanza, il tuo letto, ma la comunità. Quindi capisci subito che dove sei tu, a casa tua, non riesci ad avere né l'assistenza e spesso nemmeno la relazione. Pensiamo che molte persone purtroppo vivono ancora in residenze dove non c'è l'ascensore, oppure in quartieri dove i negozi hanno chiuso, non ci sono più servizi, quindi anche volendo vivere una vita di relazione, magari affaticati dal tempo e nella fatica di muoversi, diventa sostanzialmente impossibile. Quindi il primo approccio che si ha in una comunità è: tu cambi il tuo spazio di vita, ma entri in uno spazio che ti rende, che ti accoglie, che ti rende comunque protagonista di un tuo progetto di vita all'interno di quella comunità. Il primo approccio, devo dire, che si ha, anche perché gli altri ospiti che sono presenti sono ben coscienti di questo, perché hanno vissuto la stessa cosa, e quindi sono i primi a dare una relazione, a dare una parola, a dare una vicinanza. E quindi spesso capita che, specie quando ci sono gli ingressi delle persone autosufficienti, eccetera, c'è proprio una festa d'ingresso, proprio perché, per dire, è una nuova persona che arriva, quindi racconta novità, si conoscono molto meglio nelle proprie esperienze, quindi è una ricchezza, come succede in tutte, anche nelle comunità al di fuori, dove ci sono nuovi arrivi, nuove conoscenze. E questo, devo dire, fa superare quasi immediatamente quello che può essere ciò che ho lasciato, ma invece ciò che trovo. Assolutamente. Il problema è quello relativo alle persone sane di mente, diciamo così, essere lucidi e arrivare in un certo punto, perché sappiamo che per esempio le malattie dell'Alzheimer o comunque le malattie degenerative, siccome stiamo parlando di grandi anziani, non penso che ci siano tanti giovanetti nelle vostre strutture, ormai è un problema. Cosa potrebbe fare l'istituzione, voi comuni, vabbè, la provincia, per quel che per aiutare questi passaggi, per far sì che si riesca in qualche modo a vedere serenamente certi momenti importanti, comunque necessitati? Indubbiamente sono passaggi difficili e complicati, perché abbandonare
la propria casa, la casa rappresenta da sempre un pezzo del proprio cuore, l'intimità, le relazioni che sono proprie di ogni essere. Poi la cultura italiana in modo particolare ancora nella casa, insomma, i legami affettivi più importanti di una vita, quindi io penso che questo... Infatti la casa ha toccato un aspetto importante, è quello il problema, casa propria, quindi far sì che questi ambiti diventino casa propria. Ecco, indubbiamente questo è un passaggio molto complicato, molto complesso da fare, figuriamoci a tutte le età, soprattutto a quell'età. A tutte le età, da sempre un trasloco, no, rappresenta anche un momento che emotivamente ti affatica, perché lasci un pezzo della tua vita per incontrarne uno di nuovo. Figuriamoci per quando in età ancora più avanzata, quindi con le debolezze e i timori di quell'età, lasci per sempre la tua casa per andare a vivere in una casa che apparentemente è una casa che ti ospita ma che non sarà mai la tua casa. Ecco, io devo dire che invece ho conosciuto delle strutture, e la Nazareth ne è sicuramente una delle prime, in cui si cerca veramente di costruire non soltanto la propria casa, ma i sentimenti e le emozioni che ti danno la casa. Una delle cose che mi ha colpito di più è quando gli operatori mi hanno descritto che non tutta la giornata all'interno della casa di riposo è programmata in tutti gli orari, perché è giusto che ci siano anche dei momenti lasciati proprio liberi e alla casualità del momento di quella giornata di ogni singolo ospite, proprio per creare anche degli spazi di libertà, di autonomia, in cui ognuno ricostruisce anche un po' le proprie emozioni, i propri sentimenti, il proprio svago. E quindi bello questo sforzo enorme che viene fatto proprio per fare in modo che queste persone si sentano sempre a proprio agio e nella loro casa. Chiaro che è molto più difficile per le istituzioni, no, per un comune, penso ai servizi sociali di un comune piuttosto che a un'amministrazione che gestisce direttamente queste situazioni, è molto più difficile crearle, e quindi mi rinnovo ancora al fatto che fortunatamente, soprattutto nei paesi di provincia, nei paesotti della nostra campagna veneta, che porta avanti i valori e le tradizioni migliori, ecco che allora la vicinanza del vicino di casa piuttosto che delle persone del quartiere e i legami con le associazioni che insistono in quel territorio diventano fondamentali per accudire, per star vicino alla persona anziana, che star vicino vuol dire anche semplicemente una parola, una visita giornaliera, qualche mezz'ora passata assieme, che non sempre ovviamente il servizio pubblico chiaramente riesce a garantire. Assolutamente. Parliamo di questo, poi daremo i segreti del successo per arrivare e superare tranquillamente i 100 anni, ce li ha in mano il nostro direttore, ma non soltanto. Dopo la pubblicità, state con noi.